Terribile scontro frontale sulla Triestina Portogruaro, muore coppia di coniugi a travolgere la loro auto una vettura condotta da un ottantenne. Abusato della figlia per 13 anni, ora finalmente sono scattate le manette al padre orco, indagini sulla madre, sapeva ma non ha mai detto nulla. Dal posto in cui si annuncia di entrare in un nuovo soggetto politico e nuovi attacchi contro quelle che chiama continue illazioni, l'ex grillino Borelli continua a far discutere dentro e fuori 5 Stelle. Dopo l'inseguimento con sparatoria ad Isola Vicentina salgono rabbia e insicurezza tra i residenti che si dicono disposti ad armarsi per difendersi. Razzia nell'abitazione di un noto ciclista veneziano, sparite le medaglie conquistate in 15 anni di attività, l'appello ai ladri, restituitele. Battaglia legale contro l'autovelox di Abignasego e la sua raffica di contravvenzioni, i multati si uniscono per un ricorso. Salta un'importante gara di campionato per donare il midollo, il gesto di un giovane calciatore dello Spinea, è il mio gol più bello. I giochi invernali in Corea parlano anche vicentino, Nicola Tumolero di Roana vince il bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito dai titoli, in primo piano la cronaca con la tragedia che si è consumata questa mattina lungo la Triestina a Portogruaro, scontro frontale fra 2 auto, a perdere la vita una coppia di anziani del luogo, i dettagli. Non è bello assolutamente da vedere, perché poi soprattutto se si viene anche a sapere che sono persone che noi conosciamo, persone del posto, quindi ci si stringe il cuore. Ivana Enzo lavora nel ristorante che si trova lungo la Triestina, a pochissimi metri dal luogo della tragedia. Erano circa le 10 quando un terribile boato ha attirato l'attenzione dei clienti presenti nel locale, subito usciti in strada per vedere cosa era accaduto. Sono usciti, mi hanno subito chiamato fuori perché hanno sentito il botto, era successo proprio in quel momento, il tempo di uscire e vedere, quindi si stavano fermando le macchine e la gente stava scendendo per appunto vedere cosa era successo. Una scena terribile si è presentata davanti ai loro occhi, 2 vetture distrutte, finite ai lati opposti della statale, tutto intorno vetri e pezzi di carrozzeria. Tra le lamiere contorte dei 2 mezzi 3 persone. In pochi minuti arrivano i vigili del fuoco e il SUEM con un'ambulanza e l'elicottero da Treviso. I pompieri lavorano per estrarre dalle lamiere di una Fiat 600 2 anziani, marito e moglie di Concordia Sagittaria. Per la donna, Luisa Vianello, di 68 anni, purtroppo non c'è più nulla da fare. L'uomo, Sante Dazzana, 72 anni, respira ancora, ma nonostante i tentativi dei soccorritori l'anziano muore poco dopo. In gravissime condizioni l'automobilista, 80 anni, di Portogruaro, che si trovava al volante di una Mercedes, è trasportato con l'elicottero all'ospedale di Mestre, dove si trova in prognosi riservata. Sul posto anche la polizia locale di Portogruaro, che ha immediatamente chiuso la statale per consentire le operazioni di soccorso prima e i rilievi di legge poi. La Triestina è rimasta interdetta al traffico per diverse ore, solo intorno alle 13 è stata riaperta. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, stando ad una prima ricostruzione della polizia locale, ancora da confermare, sembra che la Mercedes, uscendo da un'area laterale della statale 14, si sia scontrata contro la Fiat che da Portogruaro viaggiava verso San Donà. Tra le ipotesi avanzate da chi conosce la zona, la possibilità che la visuale dell'automobilista sia stata limitata dagli alberi che costeggiano la strada. Una comunità, quella di Concordia, sotto shock per la morte dei 2 coniugi, e un'altra, quella di Portogruaro, che attende di avere buone notizie dall'ospedale sulle condizioni dell'anziano ferito. Siamo qui che stiamo aspettando di sapere delle sue notizie. Sì, è ferito grave, è stato portato via con l'elisoccorso. Ed ora ci spostiamo a Vicenza, ha abusato della figlia per 13 anni, ora finalmente sono scattate le manette al padre orco, indagini sulla madre, sapeva ma non ha mai detto nulla, sentiamo. Vicenza, padre orco ha abusato della figlia per 13 anni, violenze che sono iniziate quando la piccola aveva solo 5 anni. Ora, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha condannato il 60enne per abusi sessuali aggravati su minori a 5 anni e 8 mesi, sono scattate finalmente anche le manette ai polsi dell'uomo. Una violenza consumata all'interno delle mura domestiche in un quadro familiare inquietante, abusi che sono iniziati quando la piccola aveva solo 5 anni. Il 60enne aveva cercato di mitigare la
sua prima condanna, affermando che gli abusi erano iniziati quando la piccola aveva 10 anni e ad essere stato lui stesso ad incoraggiare la ragazza a sporgere denuncia, confidando così di evitare l'aggravante. I giudici però non gli hanno creduto ed hanno confermato la sentenza in appello. Intanto il padre Orco, che era stato inizialmente allontanato, era tornato ad abitare con la moglie e la figlia, moglie che l'avrebbe addirittura perdonato. È proprio ora che sulla moglie madre si concentra l'indagine sulle violenze da parte della procura di Vicenza. Sarebbe stata la stessa figlia, oggi maggiorenne, raccontare, immaginiamo tra le lacrime e con la speranza di un aiuto, alla madre quei ripetuti abusi e che per tutta risposta l'avrebbe invitata al silenzio, un silenzio che la figlia doveva tenere perché altrimenti il padre avrebbe perso il lavoro. Continuiamo con la cronaca. Legato mani e piedi sul letto, la vittima è un quindicenne di Conegliano, una violenza di gruppo che sarebbe accaduta da Auronzo nel Bellunese nel 2013, ieri la prima udienza in tribunale. Una notte terribile, un incubo, quello vissuto da un quindicenne di Conegliano. Il ragazzino si trovava presso un centro di diagnosi, cura e riabilitazione dell'asma infantile ad Auronzo. Una sera terribile, alcuni minorenni, ospiti della struttura, secondo l'accusa avrebbero immobilizzato il quindicenne sul letto, gli avrebbero legato mani e piedi con lo scotch da pacchi, poi infierito con un paletto di ferro del diametro di 1,5 centimetri. Un fatto gravissimo, una violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2013. Ieri la prima udienza in tribunale. Nella vicenda sono coinvolti i minorenni ed un vigilatore notturno ritenuto colpevole di non aver impedito che il ragazzino venisse immobilizzato e violentato. La vittima, ora maggiorenne, ha deciso di non costituirsi parte civile. Non chiederà alcun risarcimento danni agli avvocati della controparte del Foro di Padova. I minorenni coinvolti sono stati oggetto di un procedimento penale da parte della Procura dei minori di Venezia, mentre l'unico maggiorenne, il vigilatore notturno, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Belluno. Quest'ultimo, all'epoca dei fatti contestati, studiava all'università e con questa occupazione limitata alla stagione si era pagato gli studi. Ieri la prima udienza, la successiva è stata messa in calendario per il 5 dicembre. Si inizierà con i testi della pubblica accusa e sarà ricostruita l'intera vicenda di quella terribile notte. Secondo il pubblico ministero non si tratta di un atto di bullismo, ma di un episodio di violenza sessuale di gruppo che è punito con una condanna da 6 a 12 anni. Ed ora la vicenda di Borrelli con il suo addio al Movimento 5 Stelle. Ieri sera con un post su Facebook ha spiegato di aver lasciato per aderire ad un nuovo movimento che si occuperà di imprenditori e risparmiatori. Vediamo. Ora che David Borrelli ha rotto il silenzio con 2 post sul suo profilo Facebook, uno dopo l'altro, a poche ore di distanza, molti si chiedono quale sarà il movimento che nascerà a breve, che si occuperà di imprenditori e risparmiatori e al quale l'ormai ex esponente dei 5 Stelle ha annunciato di aderire. C'è curiosità intorno a questo progetto e ai possibili nomi di altri componenti che affiancheranno l'eurodeputato trevigiano in questa nuova avventura. Intanto Borrelli resta irraggiungibile, anche noi abbiamo provato a contattarlo telefonicamente, ma senza risposta. E così l'europarlamentare continua ad affidare ai social le sue dichiarazioni, etichettando come illazioni le ipotesi e le teorie costruite in questi giorni. Non ho mai chiesto e dico mai pregato di fare il terzo mandato né di farmi trovare un posto da dirigente a Bruxelles, scrive sui social Borrelli. Nel caso in cui il virgolettato attribuito a Di Maio fosse vero, continua, vorrei che mi si spiegasse quando e in quale occasione avrei fatto tale richiesta. Le meschine illazioni sulla mia vita privata, conclude Borrelli, e sulla mia famiglia non hanno bisogno di commenti. E nella vicenda dell'europarlamentare, prima con il suo inaspettato addio al movimento che nel 2008 lo aveva portato ad essere il primo consigliere comunale pentastellato d'Italia, poi con un silenzio assordante ed infine con i post della sua verità, tanti nomi che erano stati tirati in ballo, tra questi anche quello di Massimo Colomban, che fa sapere come lui sia solo un imprenditore che non si occupa di politica. Aggiunge poi di non aver mai avuto rapporti personali o d'affari con David Borrelli, smentendo alcune voci circolate nelle ultime ore. Su quanto poi stia accadendo all'interno dei 5 Stelle, Colomban spiega come in tempi non sospetti avesse già previsto un'implosione del movimento, parlandone anche allo stesso Grillo. Verso le elezioni, Casa Pound presenta le priorità del proprio programma incentrato sugli italiani. Vediamo.
Dare slancio alla cultura e all'economia italiana per realizzare quella che Casa Pound ritiene ora una priorità. Per Casa Pound è essenziale ridare centralità ed importanza a quello che è la figura del cittadino italiano e in base alle sue esigenze. Andrea De Bortoli, responsabile provinciale di Casa Pound nella Marca Trevigiana, candidato alla Camera, spiega come queste priorità vadano di pari passo con altri temi fondamentali per il partito come la sicurezza e l'immigrazione. Verso la quale chiediamo lo stop totale e immediato di ogni flusso immigratorio e ridare dignità eliminando il degrado nelle varie città italiane. Casa Pound rimane fuori dalle alleanze di centrodestra, correndo da sola il 4 marzo. Per portare avanti in modo il più coerente possibile il nostro programma elettorale, senza vie di mezzo e senza scontentare i cittadini in nessuna maniera. Ed ora parliamo di sicurezza. Siamo andati ad Isola Vicentina dopo l'inseguimento con sparatoria avvenuta l'altra sera. Dopo quanto successo, ancora di più, dicono i cittadini, è giusto difendersi. Isola Vicentina, 48 ore dopo la sparatoria con inseguimento in paese, ci si interroga su quanto accaduto. Di certo la banda non era fatta di sprovveduti. Viste le modalità con cui hanno reagito alla prima vista di una luce blu e per come erano attrezzati in auto, si parla di persone che sicuramente sono animali che si adattano bene al cambiamento. Adattamento repentino alle situazioni, pronti a sparare. Loro i banditi lo sanno, fa parte del loro DNA, un rischio che si assumono nel momento che compiono il reato. Ma la gente invece, chi vede violata la propria abitazione, le proprie cose? Dopo 30 furti cosa le devo rispondere? Ho ancora il vetro rotto, sono venuti settimana scorsa 2 volte. Chiede alla politica di fare qualcosa? Beh, sicuramente, e che venga fatta giustizia, perché io pago i danni e nessuno mi risarcisce. L'assicurazione fino a un certo punto, insomma, ai danni che fanno, oltre a quelli morali, che hai l'ossessione la mattina di entrare alle 6:30 e restare così tutte le mattine. E allora c'è anche la paura in mezzo, insomma. Meglio usare dei deterrenti, non so, io ho le telecamere qua, ho un bastone messo là giusto perché lo vedono. Ecco allora che proliferano anche ad Isola Vicentina i cartelli che informano della presenza delle telecamere di videosorveglianza comunali e privati. I negozi installano sistemi di allarme, ci si attrezza, ci si adegua ai tempi e se da un lato si invoca sicurezza, dall'altro si fa sempre più strada il concetto di legittima difesa. Se viene a casa mia che sparo, basta. Perché nella proprietà privata è una cosa sacra. Per me uno si deve difendere e basta. Se uno entra a casa mia senza il mio permesso per voler far del male, è giusto che mi difenda. Cioè, sinceramente, di trovarsi con dei balordi delinquenti violenti soprattutto in casa ed essere violentati nella propria famiglia, è giusto che uno si possa difendere e quindi anche sparare. Dobbiamo difenderci, penso che sia anche un nostro diritto. Se uno viene dentro casa tua è una cosa sacra, non stai più bene dopo, cioè bisogna capire, bisogna provare per capire questo. Furto in casa di un noto ciclista veneto, tra i protagonisti di molte stagioni della Federciclismo, ladri in fuga con le medaglie d'oro delle sue competizioni. L'intervista con l'appello ai ladri della mamma, commerciante molto conosciuta a Marcon. Sentiamola. Mi hanno portato via tutte le medagliette d'oro del mio figlio, che ha fatto per tanti anni ciclismo, e sono tutti ricordi suoi e mi è dispiaciuto più di tutto, non per il valore, ma in quanto i ricordi di mio figlio, delle sue fatiche. E ancora scossa e trattiene a stento le lacrime da mamma Cristina. Non si dà pace per le medaglie rubate in oltre 15 anni di attività ciclistica al figlio, Alvise Zanasca, noto ciclista veneto, tra i protagonisti di molte stagioni della Federciclismo. È stato lui ad accorgersi del furto dopo aver trovato le riviste fuori posto, racconta la mamma. Erano nel cassetto assieme alle medaglie e li ha visti sotto il letto, ha detto: ma chi mi ha messo le mani nel mio cassetto? E gli ha aperto il cassetto e si è trovato la bella sorpresa. Con le medaglie, rubati, monili e pure 200 euro in contanti, la collezione di monetine da 2 centesimi del figlio ciclista. L'incursione dei ladri, che non esclude, possa essere avvenuta mentre era presente tutta la famiglia, qui in via Borgovecchio, laterale della centrale d'Osturzo a Marcon.
Ce ne siamo accorti ieri sera. Restituitici un pezzo della nostra vita, l'umile richiesta di mamma Cristina ai ladri. Ai ladri chiedo se possono restituire qualche medaglietta, in quanto rappresenta non tanto il lato economico, ma il lato affettivo di tutta la mia famiglia. Ed una serie di furti anche nell'Alta Padovana, colpite auto ed una villetta. Raffica di furti tra Piombino Dese, Rustega e Loreggia, tutti con la stessa tecnica stando ai racconti dei derubati. I malintenzionati a bordo di un'auto si fermano all'ingresso dei parcheggi di bar, palestre, scuole e campi sportivi, individuando l'obiettivo. Una volta che le vittime si allontanano, i ladri rompono il finestrino e rubano ciò che trovano all'interno, magari dopo aver visto il proprietario nascondere borse e giubbotti. A Piombino, ad esempio, la vittima era all'interno del bar a seguire la partita della Juve. A Borgoricco invece i ladri hanno fatto razzia in una villetta tagliando la rete di recinzione mentre i proprietari erano al lavoro, spariti televisori, elettrodomestici e capi d'abbigliamento per migliaia di euro. Ed ora le novità per gli azionisti truffati dalle banche venete. Dal governo la conferma che il fondo stanziato deriva già da capitali senza più un titolare, che per questo sono finiti nel bilancio dello Stato. I soldi ai truffati delle banche venete arrivano già dal denaro che lo Stato incamera da conti senza più titolare, una novità non da poco per gli azionisti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. La novità è che il fondo del risparmio tradito che andrà a risarcire i risparmiatori è alimentato dai conti dormienti. Ogni anno, come minimo, ci saranno 100 milioni che andranno a ricaricare il fondo. Attenzione, questo è un minimo perché l'importo si parla di oltre 10 miliardi. Una puntualizzazione confermata dal sottosegretario alle finanze che sarà spiegata nei dettagli domani sera a Volpago. Domani sera il comune di Volpago del Montello ha indetto una serata informativa con varie associazioni, noi saremo lì anche perché abbiamo già lanciato un modulo da compilare nel nostro sito di preadesione al fondo. 100 milioni di euro che saranno distribuiti ogni anno a tutti i risparmiatori. Infatti, tra gli articoli della legge salva azionisti, uno conferma come anche chi ha aderito a suo tempo al concordato accontentandosi del 15% del valore nominale delle azioni potrà accedere al fondo, anche se successivamente a chi non ha accettato la transazione. Questo sta a significare che il fondo del risparmio istituito dal governo è effettivamente e sarà lo strumento che andrà a risarcire tutti i risparmiatori e noi ci auguriamo al 100%, in quanto dalle norme attuative che noi abbiamo proposto il fondo non deve avere nessun tipo di paletto e dovranno accedere i risparmiatori traditi. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Siamo a Torri di Quartesoro nel Vicentino. Gli operai dell'Omba sono tornati in piazza, chiedono di interrompere la procedura di licenziamento per agevolare l'arrivo di nuovi acquirenti. I fischietti e i tamburi degli operai dell'Omba di Torri di Quartesolo sono tornati a farsi sentire a Vicenza. Accompagnano i loro rappresentanti all'incontro con la proprietà, da cui cercheranno di conoscere le prospettive reali dell'azienda, che ha solo ufficializzato l'avvio della procedura di licenziamento. L'azienda aveva 32-33 milioni di commesse già pronte per poter lavorare, però adesso, ora come ora, le stanno perdendo tutte perché c'è questo licenziamento collettivo che noi vogliamo bloccare il licenziamento collettivo e poter tornare a lavorare. Vogliamo lavorare! Grande l'amarezza tra i dipendenti che attualmente hanno solo lo stipendio di febbraio garantito. E da quando hanno preso l'azienda in Maia Calza non hanno ricevuto in 16 anni un'ora di sciopero. Questo vuol dire l'attaccamento e la voglia di fare delle persone che hanno lavorato in Omba e vogliono continuare a lavorare per l'azienda. Mi viene che dei groppi molto anche a livello di piangere perché scaricati in questi livelli
non è una cosa giusta in Italia. Si tenterà ancora di coinvolgere il Ministero e la Regione Veneto per estendere la possibilità di mediazione. Al momento è annunciata una nuova manifestazione davanti alla sede principale. Il grande bagaglio di competenze professionali non va disperso. Giovedì 22 andremo a Genova per manifestare davanti alla sede della ditta. La famiglia proprio vuole interrompere qui il suo rapporto e chiudere tutto entro il 26 marzo. E noi saremo tutti quanti a casa, di sicuro. E noi vogliamo interrompere questo perché noi ci creiamo l'azienda ancora. Partono i ricorsi contro le multe arrivate dall'autovelox di Albignasego. Ricorso in autotutela e battaglia legale di una parte degli automobilisti multati dall'autovelox installato lungo la tangenziale sud di Padova nel tratto di competenza del comune di Albignasego. Federcontribuenti ha chiesto ai comuni interessati, Padova, Maserà, Casalserugo, oltre ad Albignasego, di sospendere gli atti relativi alle sanzioni, convinta com'è che non ci siano le condizioni per il limite dei 70 km all'ora e che quell'apparecchio sia stato installato solo per fare cassa. I comuni molti stanno adottando questo sistema per fare cassa, non ci piace assolutamente comunque, perché poi la cassa la paga sempre il contribuente. Federcontribuenti si rivolge anche al comune di Padova, secondo l'associazione infatti è proprietario in parte di quel tratto di tangenziale. Il comune di Padova è il proprietario della tangenziale e perciò un 20% per circa, noi abbiamo stimato che sono circa 8 milioni di euro incassati fino al 31 di ottobre, perciò un 20% al comune di Padova come proprietario della tangenziale. L'appello è anche al prefetto perché faccia luce sull'opportunità di limitare in quel tratto la velocità da 90 a 70 km all'ora con conseguenti sanzioni per migliaia di automobilisti. Una limitazione di velocità senza alcun motivo, perché se siamo nella carreggiata comunque è sud e là c'è uno svincolo, spesso e volentieri c'è coda per entrare comunque nella tangenziale di Corso Argentina, ma in questa di qua non c'è motivo. E adesso un gesto di solidarietà di cui già si parla in tutta Italia, gesto che vede protagonista un difensore dello Spinea Calcio, lui è Fabio, l'abbiamo intervistato appena poche ore fa. Ho avuto questa fortuna, questa opportunità di donare il midollo osseo, l'ho fatto essenzialmente per un dovere mio, per una mia volontà di fare questo gesto. Fabio Caramelle, 26 anni, calciatore nello Spinea per passione. Domenica scorsa ha preferito saltare la partita di campionato per donare il suo midollo osseo e salvare la vita ad una donna in gravissime condizioni, gesto per il quale è stato ribattezzato come il calciatore eroe della solidarietà, ma lui ironizza così. Da calciatore non ci sono mai riuscito perché evidentemente sono scarso, dopo gli altri mi inquadrano, mi stanno giudicando come un eroe, io non mi ritengo tale, anche perché sì, ho dato la mia disponibilità, ma dopo sei seguito da un'equipe, da professionisti, quindi io ho dato la mia disponibilità e sono andato a fare questa donazione. Operaio a Marcon nell'azienda di famiglia e donatore di sangue da quando ha raggiunto la maggiore età, il suo amore incondizionato per gli altri gli ha pure fatto fondare un'associazione a sostegno dei disabili. La nostra associazione si chiama Uguale, col simbolo del diverso, per far capire subito in che ambito operiamo. Noi operiamo nell'ambito della beneficenza, sosteniamo associazioni che operano con ragazzi disabili, facciamo eventi, manifestazioni per raccogliere fondi e aiutare queste realtà. Sorride con gli occhi e con le labbra da cui traspare la sua grande forza propulsiva per la vita. Lo dicono le probabilità, un caso su 100.000, io ho avuto la fortuna di trovare questo mio gemello midollare. Speriamo che la donazione vada a buon fine. Fidanzato, figlio unico, in tasca una laurea in economia. Da difensore il suo obiettivo è uno solo, andare in rete. Anche perché quest'anno devo ancora riuscire a fare gol, almeno ho fatto questo gol importantissimo. Parla Vicentino, la quinta medaglia azzurra ai Giochi Olimpici Invernali in Corea del Sud. Nicola Tumolero di Roana ha vinto il bronzo nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 12.54,32 al termine di una gara emozionante vinta dal canadese Bloem con il record olimpico di 12.39,77 davanti all'olandese Bergsman. 12° l'altro vicentino in gara, Davide Ghiotto. Oltre a vincere il bronzo, Tumolero ha anche fatto registrare il suo record personale abbassando il precedente ottenuto in Norvegia il 19 novembre scorso. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospite in studio Sara Moretto del PD e Giampaolo Ballardi della Lega Nord.
E questa era l'ultima notizia, io vi lascio ovviamente prima di chiudere con le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prosegue il bel tempo soleggiato sul nostro territorio, sarà un'altra bella giornata di sole pressoché ovunque. Nel dettaglio sul Veneto locali foschie mattutine sulle pianure centrali, ma in rapido dissolvimento. Soleggiato sui restanti settori, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile ovunque, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole sulla nostra regione con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui bella giornata di sole sulla nostra regione, il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso su tutti i settori, possibili addensamenti e deboli nevicate sui confini alpini esteri. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 14 gradi, minime tra -2 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.